Noi siamo in costante contatto con Radar Meteo, è prevista una nevicata questa notte, tra stanotte e domani mattina, una nevicata leggera su tutta l'area del Veneto. Non grossi quantitativi, forse la neve a terra arriverà a pochi centimetri, ma Padova e provincia potrebbero svegliarsi imbiancate mercoledì. Fondamentale il costante aggiornamento del bollettino meteo, perché i bianchi fiocchi sono imprevedibili. Più vicine sono le previsioni, più sono attendibili, quindi noi rimaniamo in costante contatto con Radar Meteo. E nel frattempo il piano neve è pronto, i mezzi sono pronti a partire, anche qui è importante la tempistica perché partire troppo presto o troppo tardi si è meno efficaci con i lavori di salatura, con l'attività quindi di prevenzione. Salatura al via già dalle prossime ore con i mezzi spargisale, 15 in totale, al lavoro a partire da sottopassi, rotatori e poi cavalcavia. Fondamentale la collaborazione dei cittadini. È importante affrontarli insieme, quindi la città farà la sua parte, chiedo ai cittadini di tenersi informati con le condizioni meteo, in caso di neve mettersi in strada se è appunto particolarmente necessario, avere le gomme da neve e magari anche salare il marciapiede davanti a casa. Sui marciapiedi intervengono a piedi gli uomini della protezione civile che libereranno le zone principali della città, il centro e le piazze, la stazione, l'ospedale.